Friuli Venezia Giulia has allocated nearly 60 million euros for student support next year. For the first time, ITS Academy students are formally integrated alongside university students under a single scholarship and housing framework. Da ieri sono online i bandi per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario, borse di studio e alloggi fondamentalmente, oltre a tutti gli altri interventi che vengono messi in campo, che si apriranno dal 15 luglio. Destinatari sono gli studenti universitari e in maniera strutturata da quest'anno gli studenti del sistema ITS. Sono 45 milioni di euro con i quali vengono garantite borse di studio, una platea sempre più ampia di beneficiari e posti alloggio che riescono a coprire un'alta percentuale degli studenti frequentanti il nostro sistema universitario a fronte di un aumento dei numeri di posti letto e di un aumento delle risorse che vengono erogate a supporto dell'affitto di un alloggio a disposizione degli studenti. L'inserimento degli studenti ITS per noi è stato fondamentale, credo siamo la prima regione a farlo in maniera strutturata per garantire che l'alta formazione del post diploma risponda alle esigenze anche di questa nuova forma di alta formazione e di alta istruzione